Buona giornata, bentrovati, appuntamento con una nuova settimana che ci porterà sempre più vicini al Natale. È una settimana fatta di ottimi risultati per quanto riguarda lo sport, lo scopriremo, è stato un weekend veramente intenso. Vi ricordo che state osservando, guardando e vedendo la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com, dove trovate tutte le nostre produzioni anche in modalità on demand, mentre sul digitale terrestre, canale 95, Veneto e Friuli Venezia Giulia, corrispondenti a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, ogni giorno in onda intorno alle 19:40, 19:45 circa, nella seconda parte di serata e poi in replica nella mattinata del giorno dopo. Andiamo subito a vedere le principali notizie. Allora parliamo di pallavolo, perché la pallavolo italiana, e non succedeva da tanti anni, è salita sul tetto del mondo, sia nel settore femminile che in quello maschile. Vedete la foto dei ragazzi di Civitanova che hanno vinto in Brasile contro il Cruzeiro, mentre il femminile è nostro, è il Limoco Volley Conegliano, che ha vinto in Cina contro l'Exa Shibasi, già battuta all'esordio di questa competizione. Per quanto riguarda la formazione del Limoco Conegliano, abbiamo ai nostri microfoni il tecnico del Limoco, Daniele Santarelli. È stato un match incredibile, con un equilibrio secondo me assurdo, sbagliando pochissimo. Abbiamo giocato 3 set secondo me spettacolari. Credo che questo sia il merito di un gruppo fantastico, di una società che ha lavorato tantissimo per poter raggiungere un traguardo così importante. Io volevo ringraziare lo staff in toto, perché tutto quello che abbiamo fatto in questo periodo è di tutto, secondo me, al meglio delle nostre possibilità per far stare le ragazze nella migliore condizione possibile. Quindi vorrei ringraziare tutto lo staff in toto e poi la società, perché se ci ha permesso di arrivare a un traguardo così importante è sicuramente indubbiamente dovuto a quello che ha fatto la società. Quindi grazie a tutti, torniamo in Italia contenti e ci rimbocchiamo le maniche perché il cammino è ancora lungo. Tornano in Italia contenti, lo faranno in serata all'aeroporto appunto di Venezia. Nuoto con gli europei a Glasgow in vasca corta, grande la Quadarella che vedete, dopo gli 800 ha vinto anche i 400. Dai nuotatori italiani, facciamo un bilancio, sono arrivati ben 12 record in questa manifestazione, 20 medaglie che si aggiungono al medagliere totale e 3 medaglie per la giovane Carraro che vince oro, argento e bronzo, non si è fatta mancare nulla. Lo sci adesso, lo sci che porta sul podio al secondo posto la nostra Nicole Delago, dietro soltanto alla fortissima Ravensburg. Brignone giunge settima e adesso la Coppa ritorna in Europa dopo la pausa americana. I Leoni del Benetton Rugby perdono la prima gara della doppia sfida di Champions contro Lione, perdono anche piuttosto seccamente 28-0 al termine di una partita a senso unico per i francesi, che ora sono attesi sabato prossimo a Monigo alle ore 14. Nel basket di Serie A, Bologna sempre in testa alla classifica nonostante la prima sconfitta del campionato. Ha riposato invece l'Umana Reyer Venezia, mentre la TVB De Longhi ha vinto in sorpasso al Palaverde contro Reggio Emilia per 91-83, con un ex di turno che era l'allenatore attuale del TVB, ovvero Max Menetti, che sentiamo a fine gara. Al nostro pubblico fantastico, che già me l'ho dimenticato anche a Trieste da ringraziare per tanta gente che c'era, quindi veramente sono stati molto bravi. Devo dire la verità, sono stato molto più sorpreso dei primi 20 minuti che dei secondi 20, perché noi siamo capaci di fare queste partite, anzi, visto che era la mia partita, se devo tirare le orecchie a qualcuno le tiro io, perché se non mi aspettavo questo inizio e probabilmente qualcosa ho sbagliato anch'io in quella che è stata la gestione dei primi 2 quarti. Detto ciò, naturalmente sono molto soddisfatto, sono 2 punti molto importanti. Naturalmente per me è molto dura, nel senso che oggi per 1 ora e mezza non potevo essere quello che sono sempre, cioè un grande tifoso della pallacanestro reggiana, però per noi oggi questa partita è veramente troppo importante. Anzi, faccio un grande in bocca al lupo a Reggio. Credo e sono ancora convinto che sia una squadra di alto livello, che deve ancora trovare i suoi equilibri, ma che soprattutto possa comunque giocare per l'altissima classifica e soprattutto per fare ciò che la società assolutamente merita, perché meritano
veramente il grande meglio. Adesso ritornerò a rivedere i telefonini quando finiranno le altre partite. Basta, io ho nient'altro da dire, se non che dobbiamo pensare poi alla prossima partita e avere la consapevolezza di quello che abbiamo fatto nel bene e nel male oggi. Questo è Max Menetti, ex di turno appunto, ex allenatore di Reggio con cui vinse. In Superlega maschile di volley invece questi sono stati i risultati. Un Verona sorprendente vince a Modena alla tie break per 3-2, mentre Padova cede di schianto nettamente a Ravenna per 3-0. Nel campionato di A1 femminile di volley, sempre i Moco al comando, qui ci sono le foto allegre e spensierate della vittoria alla mondiale, 26 punti per l'Imoco in questo campionato, segue Busto Arsizio con 24 punti, con Conegliano con una partita in meno come l'Igor Novara. Nella A3 di pallavolo maschile per Motta di Livenza a Cuneo non c'è stato scampo, netta vittoria dei piemontesi padroni di casa per 3-0. Ora si ritorna in casa per il derby veneto a Motta di Livenza domenica contro l'Invent San Donà di Piave. Andiamo in Serie C femminile dove lo Spes Team Conegliano ha vinto 3-0 contro il B1 e rimane in testa alla classifica a 21 punti. Insegue la Resanese che è incollata alla vetta ed ha una gara da recuperare. Passiamo al calcio adesso con la Serie A giunta alla sua 15ª giornata, Inter-Roma 0-0, Atalanta batte Verona 3-2, Udinese-Napoli 1-1, Lazio batte Juventus 3-1, un po' la sorpresa della giornata, Inter al comando con 38 punti, Juventus a 36, Lazio a 33. Il Milan ieri sera ha battuto il Bologna per 3-2 ed è salito a 20 punti in classifica. Andiamo in Serie B dove le venete e le friulane stanno andando decisamente bene. La 15ª giornata ha visto il Benevento capolista di Pippo Inzaghi battere nettamente il Trapani per 5-0, Cittadella batte Salernitana 4-3, Pescara Venezia 2-2, Chievo batte Cremonese 1-0 e Pordenone batte Crotone 1-0, con un Pordenone che si affianca al Cittadella a 25 punti, al secondo posto in classifica. Il Chievo di punti ne ha 24, Venezia invece purtroppo a rischio play-out. Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto è già uscito dalla Coppa Italia, attesta solo al campionato, però è andata male a Roma, purtroppo da registrare una sconfitta per 3-1 per le ragazze di Bortoluzzi contro la Lazio. Il prossimo turno sarà in casa al Barison contro il Cesena. Andiamo in Serie C, sempre di calcio maschile, l'Anarossi Vicenza batte Feralpi Salò 3-1, Padova batte Immolese 2-0, Triestina Modena 0-1, vinto il Modena, Virtus Verona Reggio Audace 1-4, ha vinto Reggio, Fermana Arzignano 1-1, in testa l'Anarossi Vicenza di rosso, che vedete qui in questa foto di repertorio, con 42 punti, 4 di vantaggio sul Carpi che è a 38, a 36 in terza posizione c'è il Padova. Passiamo alla Serie D adesso, dove nella classifica che ci riguarda da vicino Campodarsego al comando con 38 punti, insegue il Cartigliano a -6, 31 i punti, Legnago 30 punti al terzo posto, Montebelluna in mezzo alla classifica a quota 21 punti, dopo il pareggio 1-1 in casa contro la Clodiense. Ha vinto il Mestre per 2-1 contro la Luparense, perde il Tamai 1-0 contro il Vigasio, mentre l'Union Feltre cede in casa per 1-0 contro l'Ambrosiana, cliente difficilissimo. Infine il Belluno ha vinto in campo esterno a Villafranca per 1-0. L'eccellenza, nel girone A il Giorgione pareggia come la capolista Sona, rimangono quindi sempre 5 punti di distacco dal Sona in testa a 31 punti, Giorgione a 26. Nel girone B invece San Giorgio Sedico in testa e non molla, 30 punti, dopo la vittoria per 3-1 contro l'Istrana ieri. Portogruaro secondo a 26 punti, Porto Mansuè raggiunto al terzo posto a 22 punti dalla Liventina di Vecchiato. San
San Donà di Piave a 19 punti, un po' la delusione di questo campionato. In fondo alla classifica vince l'Eclisse Careni Pietrigina con il QDP, il derby del quartier del Piave, per 2-0 vince l'Eclisse, vi dicevo. Montello ultimo a 8 punti, penultimi Real Martellago e Union QDP, lì a Piave a 13 con Robeganese, a 14 Eclisse e Union Pro, che sarà tra l'altro l'avversario di sabato prossimo, perché l'Eclisse gioca in anticipo sabato alle 14:30 al D'Agostin di Pieve di Soligo. Ma adesso andiamo a Moriago della Battaglia, ci aspetta Cristiano Turchetto, il tecnico dell'Union QDP. Turchetto, un 2-0 in questo derby del quartiere del Piave che blocca un po' il buon momento vostro anche, no? Diciamo. Sì, è una sconfitta pesante, a dire il vero anche domenica scorsa non avevamo fatto bene. Oggi è stata una partita un po' strana perché loro sono partiti sicuramente meglio di noi. Prima 10 minuti, un quarto d'ora sono partiti meglio, poi dopo c'è stata questa espulsione dopo 20 minuti. Non lo so, mi piacerebbe rivedere le immagini perché dalla panchina non riesco a giudicare, insomma. Sì, il primo fallo, noi l'abbiamo commentato, il primo fallo c'era, poi il secondo fallo, insomma, vabbè, però quello vi ha un po' condizionato, insomma, poi giocare in 10 contro 11 contro una buona Eclisse, perché da un paio di settimane a questa parte sta giocando decisamente bene. Sì, ripeto, loro sono partiti molto meglio di noi, ci hanno messo in difficoltà. Poi dopo, per assurdo, quando sono rimasti in 10 abbiamo fatto un discreto primo tempo. Anche quell'occasione di Meneghello davanti alla porta. Sì, che ha preso il palo, sì. E poi il secondo tempo, quando abbiamo preso gol, ci siamo disuniti e là tanta confusione. Ho provato a salvare qualche tuo giocatore tipo Gagno che era abbastanza nervoso anche Martina, ci ha fatto le penne. Sì, sinceramente queste cose qua non fanno parte del mio modo di vedere il calcio e non sono per niente contento. Sì. Bisogna guardare avanti. Bisogna guardare avanti, sì. Guardiamo avanti anche nel campionato di promozione, dove l'Opitergina capolista sconfitta al Tenni dal Treviso per 2-0, con campionato sicuramente riaperto. Opitergina in testa, sempre a 30 punti comunque, seguita dal Noventa a 26 e dal Treviso che sale a 24, al terzo posto utile per la promozione. Da segnalare che tra le file del Treviso è ritornato e è comparso in panchina nuovamente Morbioli, che se n'era andato circa un mese e mezzo fa. Passiamo al basket in Serie A2 femminile. Il Ponzano a Milano per affrontare la pari classifica Sanga Milano ha perduto nettamente 79-79 a 65-65 e ora deve ritornare al più presto la vittoria, a cominciare da sabato al Palacicogna contro l'Alpo, che è al terzo posto comunque in questa classifica di A2 femminile. E adesso concludiamo con la Serie B maschile, dove la Rucker Samve ha perso a Pavia per 69-58, 6-9-5-8 e svanisce la vetta del campionato in solitaria, che ora ritorna a 3 con Bernareggio e Padova. Il prossimo turno sabato al Palasystem di San Vendemiano contro la San Giorgese, che è la quart'ultima di questa classifica di Serie B maschile. È tutto, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo domani.